con la gente. Siete pronti? Adesso vi canto una canzone di... faccio una cosa un po' più divertente, mettete le mani così. Non sono casella, signora, C'è una canzone che parla di carabinieri, polizia e finanza, perché questo sfigato cosa fa? Prende la statale 131 per andare al mare, a un certo punto si trova pieno di multe perché era senza nota di scorta, senza patente, senza libretto, insomma arriva al mare pieno di multe. Mani così. Pronti? Vi do il via io con le mani e fate finta di essere in tirrenia e in macchina. Vai, parti con la base della Maddalena. Mani su! Vedi la spontaneità, quando uno è spontaneo, invece quando uno è costruito, buongiorno, tutti spontanei, mani su! Grazie. Al cielo! Lo chiamavano Trinità. Era un giorno di sole, io Pasquale Salvatore con la mia 600 piedi che viaggiavamo su 60 direzioni, verso il mare ho imboccato la statale e ho fermato la stradale, sento puzza di verbale. Mani! Con la voce del tenente favorisca la patente, guarda l'assicurazione, già mi sale la pressione, mamma l'ho già scaduto, io mi sento già perduto, spero che mi lasci andare, ma mi sento il verbale. Partendo da questo signore, ma chi me l'ha fatto fare ad andare al mare, prendendo la statale, e poi triste, con i miei pensieri, dietro quella curva cosa vedo? I carabinieri, che sfiga! Buonasera, ti vedo abbronzato. Alla chitarra ci siete voi, fatemi l'applauso. Al basso ci sono io. Lui mi guarda da lontano, io non entro piano piano, ma cammina senza fretta e solleva la paletta, forse qui si mette male, la paura mi riasale, con il passo da felino, si avvicina al finestrino, ammazza quanto è brutto? Dica pure brigadiere, ho la stessa nel sedere, non usa la cintura, mi ritorna la paura, come lisce revisione, anche l'assicurazione, è scaduta un mese fa, parabarabarabà, parabarabarabà. Mani, a chi me l'ha fatto fare al cielo? Ad andare al mare, prendendo la statale, adesso facciamo un selfie, e poi triste, mentre la radio canta, su quella pianura, cosa vedo? Vedo la finanza. Questo telefono è caduto 40 volte. Porca miseria. Pronti? Mani su, Ma chi me l'ha fatto fare ad andare al mare, prendendo la statale, quella, ma chi me l'ha fatto fare ad andare al mare, prendendo a chi me l'ha fatto ad andare dove? A Cosa Marie, a Tresurà, a Bonò, e dove siamo qui? A Trini? Scandite bene le parole, a Trini, a chi me l'ha fatto, a Stinti, ad Alghè, all'Isola Rò, alla Pineta Mugò, e beh, un giorno ho fatto uno spettacolo, ho detto, alla Pineta Mugoni, a fine spettacolo ho detto, arrivederci fuori da casa mia. Grazie signori! Tempo? Trattenetevi, questo pezzo dura 3 ore e un quarto. Finish, grazie. Volevo ringraziare ancora la mia amica Maria Giovanna Cherchi con il vostro applauso, grazie. Persona straordinaria oltre ad essere una grande artista. Bene. Detto questo, è Luigino Cosu naturalmente, che è fortissimo.
Bene, allora, io l'altro giorno stavo andando a Scalaplano a fare questo spettacolo, a un certo punto mi sono fermato in quest'autogrill, si è fermato questo signore e mi ha detto: ma tu sei Mugone il cantante? Ho detto: sì, sono Mugone il cantante. Ma stavi cantando a Ghilarza l'altro giorno? Sì, stavo cantando a Ghilarza. Ma sei di Abbasanta? No, di Abbanolo, gli ho detto. Ogni tanto me ne capita una. Oppure vuole che ne racconti un'altra, signora? Ecco, a un certo punto sono stato a uno mattina, da poco all'edicola di Fiorello, quel pazzo di Fiorello, no? Che per me è stato un grande onore. Però uno mattina sono arrivato a Fiumicino, arrivata questa limousine, ho detto: ma che ci faccio in limousine? Dico all'autista romano: io abito in campagna, mi piace la vita semplice, ho una Clio. E l'autista romano mi fa: oh, l'importante è che la Rai caccia i sordi. Gli ho detto: no, veramente i soldi della Rai li cacciamo noi. Poi dice: ti dispiace se andassimo a prendere questo personaggio? Andiamo a prendere questo personaggio. Si apre la portiera, mi allunga la mano, mi fa: piacere Mughini. E io: piacere Mugoni. Ma mi stai prendendo in giro? Era Giampiero Mughini. Porca miseria. E comunque me ne capita di tutti i colori, ecco. Volevo fare una canzone adesso, spero che vi piaccia tanto, qualcuno di voi sicuramente l'avrà già ascoltata. Istella, scritta dal mio amico Sauro Piana, da una storia vera, scritta anche da Giampaolo Ara, che è qua presente, che lo salutiamo con il vostro applauso, grazie. Da una storia vera, vissuta. Mi hanno chiesto di interpretarla, a me è piaciuta molto questa canzone, è quasi come se l'avessi scritta io, perché è molto profonda. Istellas, con la partecipazione straordinaria di un maestro della musica leggera italiana, Don Bacchi. Sentirete anche la sua voce. Grazie signori. Stanotte il sughero pare riente, sasi stella sbrillente, di lughe diamante, chi mi illumina na su cammino e s'affida, di stella si stue. Vai Don! Sa più bella e lucente di stella di amore. Un applauso a Don Bacchi, poi glielo dirò. Che una oche profonda incisa di cammino, esa notte piena e pensamientos de oro, lamentos sin coro. Abbaino in su che nube incendia su papu desanima via y estelas E su coro esa mente se sempre presente, o so stanotte in su che ti soidente y su coro esa mente Deo ti so pensende, chi mi illumina na su cammino e s'affida di stella si stue. Stellas abbaino e su che lo pensende a su papo desanima mia. Stellas in su dolosamente sei sempre presente su papu meu. Stellas. Estrelas in su dolosamente sei sempre presente su babù meu. Di Stellas con un Bacchi. Grazie.
Grazie. Comunque spero di venire presto a fare anche uno spettacolo qui a Trinità, da tanto tempo che non vengo. Ti chiamiamo sicuramente. Sì. Un calibro del genere va speso sarebbe in tante bello. condizioni. Comunque volevo adesso chiamare il mio amico Certo. carissimo che ha scritto questa bella canzone, ma oltre a questa bella canzone ha scritto pagine di canzoni bellissime, straordinarie, che io ho anche interpretato. E stasera vorrei cantare insieme a lui Sole e Lughe con Gianmario Virdis. Se permetti, ecco, anticipo la vostra esibizione con 2 parole, perché è giusto dirlo. Non a caso Gianmario chiude con tutti gli altri. Rosa meravigliosa.